una vera corsa su strada nel senso letterale dell'espressione. Così Mr. Monaco, il leggendario Graham Hill, ha descritto questo evento. Le monoposto sono cambiate molto negli ultimi 50 anni, ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. L'incredibile circuito di Monaco è praticamente rimasto immutato sin dalla prima gara nel 1929. Le vetture odierne, più veloci, assicurano che le 19 curve che costeggiano il Casino e il lungomare siano più entusiasmanti che mai. I giri da 3.337 metri ci portano attraverso un intero paese e a pochi centimetri dalle barriere. Luca Filippi è con noi ancora una volta per il Gran Premio di oggi. Parliamo un po' dell'uomo della pioggia. Nessuna penalità o attenuante, solo una qualifica non brillante e una posizione di partenza deludente. Non è una bella sensazione, ve lo assicuro. Ha una macchina veloce, ma da quella posizione sulla griglia le luci di partenza si vedono col binocolo. Proverà a partire forte per recuperare lo svantaggio. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri... Bella raga, ciao a tutti dal Comendone. Come potete sentire siamo ultimi e a questo punto mi sono anche preso pezzi nuovi in tutte le parti, così ne ho uno in più, tanto cambiava poco. Dopo la vittoria a Monte Carlo, che balle. Bravo Mick, madonna Mick. Siamo la quarta forza del mondiale, siamo fortissimi. La Monte Carlo non mi ne fa niente proprio, zero assoluto. Gasly, Romain Grosjean e Antonio Giovinazzi, Kvyat, Latifi, Russell e l'uomo della pioggia. Chissà chi tra questi talentuosi piloti. Boh. Obiettivo finire la gara, vediamo se ci riesco. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così. Ma che cazzo sta di? Questa gara fra i primi 10. Ok. Estinte 2 questo. E fotte sega. Andiamo e cerchiamo di finire, ripeto, questa fottutissima gara. Andiamo raga, verso la gloria eterna. Dopo la vittoria arriverà al 90% un ritiro. Vai. Corri come corri. Basterebbe finirla, cazzo. Ma vale, ma come cazzo fa? Non... Cioè, a volermi superare la... Va bene, vai. Relax, come relax. Vai, andate. Va bene. Yellow flag. Se li stanno dando tutti di santa ragione. Ma per noi è proprio sto Gran Premio è utopia allo stato purissimo. Che dura ragazzi, ho già 7 secondi dal 17esimo. Cioè, voglio dire, io capisco tutto, però è un supplizio sta gara. Cioè, non riesco a fare un giro decente. Perdo 50 secondi a giro. Cioè, non ce la faccio, proprio boh. Non capisco, cioè, voglio dire, ok andare più piano, però insomma. Proprio Monte Carlo. Sui nuovi Formula 1 una volta vincevo sempre a Monte Carlo, negli anni delle Formula 1 diciamo diversi. Play 2 e Play 1 intendo, Vabbè, cercherò di tagliare tanto, raga, vediamo fin dove arrivo, però è una gara veramente, cioè, no, dire noiosa e dire poco. Cercare di fare esperienza, dai, nel senso di fare più giri possibili per macinare chilometri. Ho bisogno di macinare. Ma proprio siamo scandalosi, Siamo la cosa più vergognosa che l'umanità abbia mai creato qui a Monaco. Distacco dall'auto davanti, 11,6 secondi. Proprio avevamo perso avevamo 2 secondi di vantaggio in un giro, ragazzi. Cioè, sinceramente mi sembra troppo. Non possono ritirarsi tutti, no? Niente.
Devo proprio fare una sessione di allenamento a Monte Carlo di 100 giri. È l'unica cosa che mi viene in mente, sinceramente. E vedere se riesco a rifarmi. Stiamo accumulando usura su NGUK. Sì, ho capito, ma non mi interessa niente. Ma hai visto la gara? Delle RS. Un lettone anche... Vabbè. Quanto lo odio sto tracciato. Una delle gare più belle del mondo. Ok, l'NGUK è usurato. La velocità di carica della batteria Basta. Se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Ok, Bene. distanza dal compagno di squadra. Così finisce questo supplizio. 23,6 secondi. C'è bisogno di un miracolo. Ci sia più facile quest'anno vincere il mondiale che fare punti a Monaco. Questa è la sentenza comendiana. Ah, ci doppieranno, Ci doppieranno sicuramente. Speriamo una safety car, che almeno non abbiamo questa umiliazione. Ah, penso che ci ritireremo prima. Davvero dura di resistere 39 laps. Cosa posso, ragazzi, consigliare? Oh, non metto i danni a Monte Carlo, però diventa brutto, cazzo. Cioè, veramente. No, no, guarda. Ma cosa fa Chiat, che coglione? Ma cosa prova a superare in quel punto? Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Che pippa. Insomma, non c'è neanche la safety car qua a Monte Carlo, che ce ne sono sempre 12 a gara, di solito. Anche voi datemi un consiglio, perché veramente, o se no le simulo, però è brutto, cacchio. Quindi aspetto il vostro consiglio comendiano. Purtroppo, questo è quello che sono qua. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Ho capito. Che domaroni, oh. Già la santa devota, niente da fare. Niente da fare, proprio non ce la faccio. Meglio così, sono sincero, è veramente una tragedia sta gara. Non so che fare sinceramente, ma secondo ritiro stagionale. Tutti vogliono vincere e loro ci sono riusciti. Dopo un gran premio corso da protagonisti, Certo, non voglio ritirarmi anche però da, si preparano a fare festa. in Azerbaigian, però questo assolutamente no. Quindi ci svegliamo adesso. E dopo questa gara Mick settimo, meno male. Altri punti per Valtteri Bottas. Bravo Mick, noi siamo quinti e qua siamo sesti, va bene. Alla Bottas, ragazzi, Bottas show. Oggi è stato il giorno di Valtteri Bottas, che ha guidato da campione e si è ritagliato un ruolo da protagonista per tutta la gara. Mi fa piacere, raga, sotto il comandante veneziano, Monte Carlo è così. Se avete qualche consiglio, io lo seguo. Ciao! Aspetta che in realtà se faccio così pochi minuti spoilerò tutto, anche se è abbastanza scontato, però. Ah, Dio mio, non so cosa fare in sta cazzo di gara, perché non ho passo, sbatto sempre. Se di tutto a sto punto per il prossimo anno la simulo, cioè solo ti coglioni. Perché non posso fare una gara in meno ogni volta? Dai cazzo. In Azerbaigian. Azerbaigian Sboccio, Singapore me le gioco. Ok.
Cerca di sviluppo, ovviamente non ho niente. Bene, bene. Si va in Azerbaigian nella speranza di fare qualcosa. Qua ah no, questo potrei anche farlo però. Allora lo sviluppiamo il motore, scusa. Siamo anche prima a livello di mosse, siamo forti, siamo forti. Il problema è che sui tracciati cittadini come Monte Carlo non faccio one pip. Vai weekend di gara. Che balle. No, sì, adesso aspetto anche i vostri commenti, ma penso che la simulerò a Monte Carlo nelle prossime stagioni, perché posso neanche fare queste figure, dai. È un po' deprimente. Ok. Tempo nuvoloso. Stiamo crollando da Max. I pezzi, vabbè, mi sono preso un pezzo in più da ogni parte, in realtà. Ah no, ancora, no, perché no? Ah, perché dovevo usarli forse. Sono una pippa allora, veramente non ho parole, facciamoci una familiarizzazione col circuito e poi ciao. One pip, one vision. Ok, ciao. Ho parlato un po' con Carlo. Sì, bravo, parla con Carla, bravo. Che siano stati integrati come previsto sulla vettura. No, ma la macchina è forte, cioè sono tranquillo, nei circuiti favorevoli facciamo un merdone adesso. Il problema è che avere dei tiri così, senza neanche provarci praticamente. Dai, qua però non voglio ritirarmi, Cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Più rapido sarai nel superare la curva, maggiore sarà. Cambiamo i pezzi anche qua in Azerbaijan, perché è giusto così. Dopo le prove libere valutiamo cosa è meglio fare. Apriamo un giro a bomba nella familiarizzazione, ma sì. Ma di qua a qualche punto. No, sbaglio. Ma vaffa. Per poco la sbagliavo. È un po' depresso veneziano. Veramente una figura barbina. Però qua voglio fare molto meglio. L'importante è fare una bella qualifica. Qua, se faccio una bella qualifica me la posso gestire, arrivo forse anche in zona punti, l'ho già fatto parecchie volte qua. E Monte Carlo che ormai da 3-4 anni che non faccio niente. Che palle. Bella, questa curva l'ho presa benissimo. È la curva che odio di più. Dio Cristo però. Oh. Capisco tutto, ma sequenza un po' curiosa. Dobbiamo rifare almeno il verde. La cosa brutta è che sono attaccate ste due gare, è questo che mi fa girare il cazzo. Teoricamente dovrei farcela, avere almeno, almeno il verde dovrei avercelo. Perfetto. Vabbè, raga, non so te lo come veneziano, depressione post Monte Carlo.